Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Sono tante le persone che da questa mattina stanno raggiungendo la Camera Ardente allestita al centro Balducci di Giugliano per un ultimo saluto a Don Pierluigi di Piazza, ognuno con la propria storia e con il proprio ricordo personale del sacerdote che ha dedicato la sua vita intera all'accoglienza. Il funerale sarà celebrato domani al centro Balducci alle 16. Sentiamo alcune testimonianze raccolte questa mattina a Giugliano da Isabella Gregoratto. Ma che cosa lascia Don Di Piazza? Lascia un mondo cambiato Pierluigi, almeno qui da noi, perché lui con la sua presenza, con la sua volontà, ha modificato il modo di essere, il modo di vivere, sia nella nostra piccola chiesa qui, sia con la sua associazione, insomma, con la nostra associazione. Lui ha modificato, ha tolto tutte le cose superflue. Lui andava fino alla radice dei problemi. Difatti lui, quando è arrivato qua pochi anni dopo, ha diviso il suo appartamento con gli operai che lavoravano qui e venivano e non avevano niente, nessun posto in cui far base. E poi tutte le cose. Noi che siamo stati amici fin dall'inizio abbiamo vissuto con lui questi cambiamenti, che però al di fuori di qui difficilmente si vedono. Noi eravamo proprio vicini, però quando è arrivato Pierluigi abitavamo qui 40 anni fa, che sono nate le figlie, insomma abbiamo I nostri figli praticamente. tutto vicino, sai. Questi 40 anni li abbiamo passati veramente insieme, diciamo. È stata una compagnia insostituibile, ci ha veramente messi su una strada che non si lascia poi alla fine. È una cosa molto bella, veramente. Ed è una mancanza atroce, atroce. Ci ha fatto conoscere gente da tutto il mondo, grazie a lui siamo cresciuti, no? Speriamo di poter continuare. Continuare quindi, poter continuare su questa strada. Certamente, altrimenti a che cosa sarebbe valso? Il suo esempio, la sua parola, insomma, è fondamentale, è stata fondamentale per noi, ci ha veramente indirizzati, come abbiamo detto, indirizzati su una strada giusta. Dobbiamo solo perseguirla e ricordarci sempre dei suoi insegnamenti che sono stati fondamentali per tutti noi, per i nostri figli e anche per i nipoti. Speriamo che sia così. Da quanto tempo è qui in Italia lei e quindi ha conosciuto Don Di Piazza? Io l'ho conosciuto questa piazza dal 2006, dal settembre 2006, che appena sono venuto qua, allora questa è la prima casa mia, che Pierluigi era una persona del pochi comunque. Diciamo, mi dispiace tanto per lui, che è una brava persona che abbiamo perso per troppo, mi dispiace tanto. Sentiamo anche un'altra testimonianza. Lei da quanto tempo è in Italia? Io sono Adam Omar, arrivo dal Sudan. Allora, io sono venuto qua nel 2006. Allora, quando sono venuto qua a Udine nel 2006, diciamo, virato il centro Balducci, mi spiace che mancava del signor Pierluigi, ma prima casa loro l'ha portato a me, io sono stato qua sopra 6 mesi, quasi 6 mesi, dopo ho trovato lavoro, e poi spostato, ma fino adesso dentro il nostro cuore, lui ha aiutato a me, a centinaia di persone, siamo conosciuti qua come una famiglia. Mi spiace per questo, io ho sentito ieri quelle notizie, mi spiace, ma ho sentito troppo male, mi spiace. Le persone buone vivono poco, mi spiace tanti. L'ho conosciuto tanti anni fa, ho portato anche i bambini della mia classe qui. Ieri ho fatto un piccolo ricordo su Facebook con le foto dei bambini e mi dispiace, è un pezzo di chiesa che se ne va, è un pezzo di Friuli che se ne va e io spero solo una cosa, che la continuità sia
connessa a tutto il lavoro che ha fatto Pierluigi. Questo io lo temo un po' e spero ardentemente che il Centro Balducci continui in quello spirito di Pierluigi. Sì, perché abbiamo bisogno di queste cose, abbiamo molto bisogno di queste cose. Ecco, che devo dire? Mi dispiace tantissimo. Tanti volontari stanno venendo qui oggi al Centro Balducci per portare l'ultimo saluto e il via vai è continuo. Certo, i volontari non si sono mai allontanati dal Centro Balducci. Forse è una notizia che sapete già, ma al Centro Balducci ci sono circa 70-80 persone che collaborano con noi affinché questo laboratorio di idee possa continuare a mantenere quello che è stata l'identità di chi l'ha fondata e di chi, anche se non c'è, sarà sempre con noi qui. Inaugurata ieri, resterà aperta fino al 16 ottobre la mostra La bellezza della ragione, allestita a Illeggio. Fino al 16 ottobre 40 capolavori in mostra di provenienza internazionale rappresentativi di 7 secoli tra 300 e primo Novecento. È stata inaugurata alle Casa delle Esposizioni di Illeggio la mostra dal titolo La bellezza della ragione. Moderata dalla presidente del comitato di San Floriano, la cerimonia, a cui sono intervenuti l'arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzocato, il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, il curatore Don Alessio Geretti, la presidente dell'Associazione Culturale Comitato di San Floriano, è stata intervallata da brani eseguiti dal coro giovanile regionale del Friuli Venezia Giulia. Illeggio spalanca le sue porte a chi ha la capacità e la voglia di fermarsi un attimo e trovare nella vita una pausa, un momento per sé, per rincorrere ciò che il curatore della mostra ogni anno propone con estrema profondità e competenza, ha detto l'assessore regionale Barbara Zilli, intervenuta all'inaugurazione. Il tema di questa 18ª edizione, la bellezza della ragione, ha continuato, è nell'indole di tutti, nell'essere umano, ed è rappresentata perfettamente dalla perla incastonata nella carnia che è Illeggio, rinata grazie alla tenacia e alla visione di 2 parroci che hanno saputo valorizzarla fino a farla diventare una meta internazionale per gli appassionati di arte. L'esposizione di Illeggio di quest'anno, ha sottolineato Zilli, ha raggiunto i 18 anni, è maggiorenne e ha quindi una grande responsabilità sulle spalle e si può lanciare verso nuove ambizioni in uno scenario così pieno di ulteriori incertezze internazionali, con nuovi dubbi e sfide da risolvere. La bellezza della ragione, ha concluso, consegna a tutti coloro che visitano l'esposizione anche una riflessione per essere o diventare migliori. Una quarantina di auto storiche hanno sfilato ieri mattina in piazza Primo Maggio a Udine. Fiat e Volkswagen, ma anche Alfa Romeo e Ferrari, 40 auto storiche si sono riunite questa mattina in piazza Primo Maggio per l'inizio del 15° raduno Città di Udine organizzato dal Club Mezzo Mille. Un tour per il Medio Friuli con partenza dai piedi del castello, il primo organizzato dall'associazione dopo i 2 anni di pandemia. Clacson e sirene hanno salutato il passaggio delle auto alla partenza in direzione Santa Marizza di Varmo, dove si è tenuta la seconda sfilata della giornata. Il club ha organizzato anche una serie di visite guidate per poi concludere la giornata a Ronchis. Un risveglio decisamente particolare per Udine, con tanti curiosi che si sono fatti fotografare accanto alle auto storiche. Siamo in chiusura, l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Buona giornata.